E tu? Come? Faccio io mi caccio da parte, vai, poi riesci a sapere. Se piove stai con l'ombrello. No, una domanda mia, mi dicono, non ancora rispondo. Oggi comincio da torneo, leggo questo. Leggo quello che dice Daniele, l'ordinanza di giornali, se capissi che avevo tanto stasera per fiera. Inizia, bravo Filippo, bravo, Simon, chiuso. Girati, che è la doppia, forte! Inizia, alza, prende, alza! Dovevano arrivare Vai! Calma, Alex! Oh! Forte, oh! dimmi la roba, ma santi come che ha perso la passione? Dai! Stefano! Leo come che ha perso la passione? Ciao! Via per me di strada sempre. Sì, do. No, Allora, questa è eliminare porca miseria.
Non ne vale tanta la pena. Dai, Teo, porta, dai! Massa distanza. Sì, le voglio Anche perché c'è una novità, la Credenza è andata sotto al quarto minuto di gioco, a vantaggio dell'Arzignano in maniera anche roccambolesca, calcio di punizione di Fraccaro, che l'amoroso autogol di testa di Botticini e Arzignano che va in vantaggio 1-0, Arzignano che poi nei minuti successivi, al sesto e al settimo, ha avuto due opportunità sempre con Fraccaro per addirittura arrotondare il risultato e adesso naturalmente il portiere vedremo come saprà rispondere alla formazione di Nata, se la disco passare 1-0 per l'Arzignano
Alberto! Sei pronto? Pronto? Sì. Sì. Prossima! Dai, forza! Ciao. Subito, Come vai? Vai! Indormessa! via, dai! È partita! Preciso un minuto di gioco, situazione sbloccata qui. Tredicesimo minuto della ripresa, cambio per la numero 19, Niccolò Rocca. Sì, pronto? Sì, eccoci qua. Ciao. Sì, grazie. Ciao. Sì, pronto? Ciao, Pietro. Dici bene, qui siamo già rispetto alle gare del campionato dei dilettanti, qui in Serie D si è iniziato alle ore 15, quindi siamo già al secondo tempo, si gioca il 15° minuto e Unione Arzignano Campo da circa 10 minuti in vantaggio per 1-0. È stato realizzato il gol su autorete clamorosa della Podiense, colpo di testa all'interno dell'area di rigore sugli sviluppi di una punizione di Botticini e palla che è andata proprio all'incrocio del palla, quindi ritornando all'aspetto del risultato 1-0 per Unione Arzignano Campo. Siamo al 15° minuto del secondo tempo. Sta giocando in casa, Unione Arzignano Campo è la squadra avversaria. Assolutamente sì, sono scordati. Oltre a tutti questi giocatori, salutare anche Auguro naturalmente tante grazie da Valeriano, diciamo che oggi ci vorrebbe sicuramente un giocatore come Valeriano in campo per quello che riguarda appunto la Podiense che ha delle difficoltà per trovare. Sì, ma che andiamo avanti! Andiamo avanti! Ho capito quando ha ripreso la Certo, cambiamo tantissimo Valeriano e in dettaglio cosa significa in questo campionato dover anche avere
l'obbligo dei 4 giovani rispetto a quelli dell'anno scorso la Pordense ne ha cambiati diversi, ma ha cambiato anche diciamo, la composizione della formazione. Tutto questo anche qui a Maurizio Rossi, ma io vorrei sottolineare che intanto c'è una io vorrei sottolineare anche un particolare che comunque è fondamentale quello che riguarda non c'è stata quest'anno la Coppa Italia, quindi praticamente questa è la seconda partita ufficiale per entrambe le formazioni che hanno perso la prima gara, quindi si sono trovate praticamente all'inizio dell'incontro a dover già fare i conti con una situazione complicata. Comunque si conoscono semplicemente da 90 minuti in partita ufficiale, quindi a mio parere c'è anche questa anomalia che darà il valore del campionato di Serie B dalla quarta quinta giornata in poi. Solo! Uomo, doppio uomo! Dai, oh! Dai! Forza! Dai Luca, dai! Gira, mani! Solo, arriva adesso! Chiuso! Buono, Peppa! Inizia! No, non dico il nostro. Buttati in terra che ti dà il fallo! Brasile. Filippo! Non ci siamo più. Matteo! Non manca nessuno! Apri! Matteo! Gira! Fuori! Avadito, vieni su! Spero per sbagliarmi, ma non viene vedo uscire. L'intervista che ha fatto io per fare del tipo. Calma Matteo! 6, poi Marco. Va Pippo! Il nostro traguardo Sopra! Fuori! Ciao Bevina, tua!
Metti che è in mezzo alla guardia. Siete fermi, oh raga, siete fermi! Il voto l'ho vinto anche con il francese. Adesso Fortuna che tiro del vento. E pensiamo di questo segnale del vento. lui ieri Il direttore del giallo ancora nessuno l'ha visto. Facciamo Teo, dai! Facciamo! Vai, continua, continua! Ammoniscelo! Brava, culo! Oh, Marocchini, vai fuori! Dai, oh, raga, dai, ma Come l'ho fatta a tirarsi a rotto? andiamo fuori, andiamo fuori. C'è proprio... Che succede? Vedi che venga per girare. Dai. Anche il 7 del solo. Bastano che sia un quarto d'ora di pubblicità. Minuto della ripresa, il pareggio della Clodiense con realizza il capitano Davide Pescoloberto. Prima è americano.
all'interno dell'area di rigore sugli sviluppi di un corner e è riuscito a colpire il gol e a mettere la palla in fondo al sacco. Dunque 1-1 Cambio anche per la nostra formazione, è uscito il numero 11 Simone Buonaldo, è entrato con la maglia numero 17 Barnaba Panfilo. Riesco a pensare che devo fare dei altri. La vecchia. Minuto della ripresa, cambio per l'Unione Arzignano Bianco, è uscito il numero 4 Pignat, è entrato con il numero 15 Simonato. Ascolta, Marco Lanza da Pietro, guarda il pareggio della Provincia. Quando vuoi mi ciao, metti già piedini. No, ma no, no. Forza, dai parti!
Guarda che la bara! Lasciasi sanità! Vai a sciare! Sì, Agostino Oh, stai attento qui, fermati! C'è trullo! Dai, che sbaglia, dai! Tutti i giorni giochi alla mia. Io mi spiace perché ora io non mi spiace, veramente le mie figlie non giocare alla mia. No! Stai là! Non fanno già tutto le cose. Vieni qua, papà! Non devo fare questo. Vai, vai, Vabbè, dai! Buttate dentro! Pippo! Vai, Regina! Marco, pagando non ho finito. Ah? A est. Buona. Andiamoli là. Posso dire che giochetti là? Mi stavo trovando una volta il nostro amico il capo di San Giulio. Assistente!
caldo col cocco. 39esimo minuto del secondo tempo, cambio per la Clodiense, uscito il numero 4 Nicola Botticini, è entrato con la maglia numero 16 da Biagio Biondi. Poco furetto, molto sul fondo, non fermato più Che bello che sarà il 2-1. Dagliela, dagliela! Come una, che era tutte! Il fondo storico del sottomarino. Oh, stacca Pio! Un cambio lui. vista per davanti. Nel fine, dai, mi va bene a vedere. Dai, cerchiamolo però. Va che non piove più. Sa che un fulmine. Non c'è già più un fulmine anche. Sì, se lo comprano. E anche dove si va di
A 10! Madonna di Dio! Ma vaffanculo! Ah, ti è tutto qui, te devi fare. Perché fanno i spettacoli? Non riesce a 4 minuti, Marco. 4. Fa 4. No, può solo imparare se c'è dopo Toni, puttana, Eva. Di qua, di qua! Bravo! Dovevo buttare il casino davanti al Vai, vai! Fastidioso! Sono in train certo. Allora! Terzo minuto di recupero, cambio per l'Unione Arzignano Campo, è uscito il numero 11 Rumio, è entrato con la maglia numero 16 Urbani. Devi ascoltare! Sì, un attimo, tra 2 minuti, la chiamo io. Chiedi la posizione, chiedi la posizione. Non c'era reso come ma sì c'era un fai sposare la cosa da Elton John
Invece prima finita la partita tra Provienza e Valdignano, è finita 1-1, il gol è tutto nel secondo tempo, il vantaggio della formazione ospite al quarto, il componente di Botticini, e poi da Parisi che capitano la formazione Cazzocca, Davide Bosco Roberto al 26esimo minuto. Partita che comunque Valdignano non ha saputo chiudere nel momento opportuno, la Provienza ne ha approfittato e ha saputo raggiungere il pareggio finale nervoso con l'espulsione anche da parte di un giocatore vicentino, si tratta di Simonato, espulso al 49esimo per fare il giocatore. 1-1 dunque il punteggio finale di questa partita, entrambe le squadre muovono la classifica, conquistano il primo punto. La pioggia è tutto, la linea della parte. E gli applausi del pubblico dello stadio Alto e Tuno Ballarina per la formazione della Clodiense, che ricordiamo sarà ancora di scena in casa la prossima domenica per la quarta giornata. L'appuntamento allo stadio Alto e Tuno Ballarina alle ore 15, l'avversario sarà la Correggese. E anche più richiesta da lui, Barrel Williams, Freedom all'interno della Clodia Ciao, insieme a Johnny Prestigiato, come sapete siamo arrivati ormai alla fine